Maestro, la nebbia si sta facendo fitta. Sarebbe opportuno sistemarci vicino a quegli alberi. Andiamo, Andrea. Ma che cosa ti succede, Rabbi? Ti vedo turbato. C'è qualcosa che non va? Non è niente, Giovanni. Questa notte è così strana. Giovanni, vegliate con me stanotte. Trovate un posto e pregate. Sì, maestro. Sarà fatto. Andiamo, Pietro. Bravo! 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 Pietro. Giovanni. Vi siete addormentati. Non siete stati capaci di vegliare una sola ora con me. Non mi avevo chiesto altro. Non mi avevo chiesto altro. Maestro, che cosa ti è successo? Ma suda sangue. Devo chiamare gli altri. No, Giovanni. Non voglio che mi vedano così. Sei in pericolo, Rabbi. Sarebbe meglio fuggire. Restate qui. Vegliate. E pregate. La mia anima è triste fino alla morte. Ma che cosa? Che cosa gli succede? Sembra spaventato. Ha parlato di un pericolo durante la cena. Ha accennato ad un tradimento. Ascoltami, padre. Sorgi. Difendimi. Salvami. Salvami dalla trappola che mi hanno teso. Salvami. Credi davvero che un uomo solo possa sostenere tutto il peso del peccato? Proteggimi, Signore. Io confido in te. In te mi rifugio. Nessun uomo può sopportare questo fardello, credimi. Nessuno mai. È troppo pesante. Salvare il loro anima a un prezzo troppo alto. Padre, tutto è possibile a te. E se vuoi, allontana da me questo calice. Ma sia fatta la tua volontà.
Non la mia. Chi è tuo padre? Chi sei tu? Rabbi, ci sono le guardie, sono armate e c'è anche Zera. Chi cercate? Gesù, il Nazareno. Salve, Rabbi. Giuda, con un bacio tu mi tradisci. Tradisci il figlio dell'uomo. È lui, arrestatelo. Giuda! No, Andrea! Traditore! Lo hai tradito sempre! Fermati, Andrea! È arrivato il momento che il maestro si metta d'accordo con i capi del Sinedrio! Vigliacco! Lasciatelo! Ah! Sei un traditore! Andiamo via, scappiamo! Ecco, il tuo vecchio marito. Pietro, rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada. Mettila giù. Arrestate anche loro! No, Zera. Era me che volevi. E mi hai trovato. Lasciali andare. Fate di me ciò che volete. Ma lasciate andare i miei discepoli. Portatelo via! Marco, alzati! Marco, l'abbiamo preso! Ecco, colui che egli amava lo ha tradito. Tutti i suoi amici lo hanno abbandonato e quelli che gli tendevano insidie hanno avuto il sopravvento. Lo hanno gettato tra gli scellerati e non hanno avuto pietà della sua vita.